Buonasera a tutti. Dal Teatro Europa di Aprilia parte la prima edizione di 1000 Voci Napoletane. Siamo in diretta con Radio 1 da New York, pensate un po'. Applauso a New York. Questa è la prima edizione di un format già consolidato, 1000 Voci. Anche se è una cosa per me nuova, quindi sono un po' emozionata, fatemi compagnia. Con me ci doveva essere un attore, comico, cabarettista, Lino Barbieri, che ha detto esco con te, ma sinceramente... Sono uscito, però qua c'è una platea che mi fa... è bella, guarda che gioventù, guarda che belle signore. Non ti vedo. E allora non potevo esimermi da andare a toccare con mano. Lino Barbieri! E li vedo anche... molto felici perché non sanno cosa vi aspetta, signora mia. Però c'è un po' di ottimismo ultimamente. Avete visto, il nostro premier ha detto finalmente dalla crisi stiamo uscendo. A me preoccupa Arostam Trasen. Ecco, perché l'unica ripresa occupazionale che ho visto negli ultimi anni è stato grazie alla Costa Crociera, che per recuperare la Concordia, per smantellarla, ha assunto 2000 operai. Ha creato più lavoro, ha creato più lavoro schettino con un inchino che 3 governi in 10 anni. Questi, signori miei, ci promettono solo. E a differenza del precedente che promise mari e monti, a me ne monta arrivai. Renzi promette e non arriva un tubo. E invece qui vi promettiamo una bellissima serata con la grande Jo Di Sarno, Lino Barbieri e grandi artisti. E si parte subito. Tutta la puntata è dedicata alle canzoni napoletane. Ma è un patrimonio. Alla città di Pulcinella. E Pulcinella. Tanto per dirne una, no? E chiamiamo il primo gruppo che si esibirà proprio con questa canzone, i Cimarosa. Grandi Cimarosa! Eccolo, intanto scambiamo 2 chiacchiere, però non abbiamo il microfono, ma adesso arriverà. Allora, loro quest'anno compiono 40 anni di carriera. Portati benissimo, complimenti. Complimenti, portati benissimo. Ci prendiamo il microfono. E che adesso arriva. Dove sta il microfono? Eccolo qua, ecco il microfono. Ci sono sempre i ladri di microfono. Ti do una mano, eccolo qua. Dove grazie. lo mettiamo? Al centro qui, al questo? Centro qui. Eccolo sì, qua. Sì. Ecco qua, ecco. via. Si accomodi pure, faccia come se fosse a casa vicino. sua, si accomodi. E prima appunto ci dicevamo che sono 40 anni di carriera, insomma, tanto lavoro, tante soddisfazioni. Sì, ma la pensione. Beh, vita, E poi hanno fatto loro una cosa, la pensione lasciamo stare. Quanti sono? Loro hanno inciso un CD di canzoni pensate di Peppino De Filippo, che non sapevo nemmeno io avesse scritto delle canzoni. Grande Peppino. Sapevo di Edoardo tante poesie e poi le hanno anche musicate, ma addirittura Peppino invece ha scritto proprio delle canzoni e loro hanno appunto realizzato questo CD quanti anni fa? Sì, l'abbiamo realizzato neppure un anno fa, è uscito. Bene. È fresco. E questa sera una canterete una delle bellissima canzoni di proprio di Mattone, Peppino? di Claudio Mattone, no. Questa sera facciamo una canzone di Claudio Mattone. E la sentiamo. Quindi qual è? Città i Pulcinella, i Cimarosa. Forza pubblico, divertitevi! Accompagnami sulla te casina amica e ti porto per quartiere addosso sola non sapere ma sapere tutto questo e sarà per finestra e capisci com'è bella la città e Pulcinella com'è bella la città e Pulcinella com'è bella la città e Pulcinella. Mi dispiace solamente che l'orgoglio di questa gente si mortifica ogni giorno per la mano che fa niente
lindolietta, lindolietta, quando la sera lindolietta. Poca porta Marcellina, sempre che non tiene fretta, verso le 5 la mattina, quando il traffico permette, che il permesso tutte cose, no perché tiene diritta, ma perché sei sempre fatta, è soltanto per dispietta, per dispietta, per dispietta, è soltanto per dispietta, per dispietta, per dispietta, è soltanto per dispietta. Mi dispiace solamente che l'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno e noi ci mettiamo scorna, ma nessuno può fare niente, c'ha su cappa caramella, come dolce, come bella, a città con la Chanel, come dolce, come bella, a città con la Chanel, come dolce, come bella, a città con la Chanel. Com'è bella la città con la Chanel, com'è dolce, com'è bella la città con la Chanel. Io che sono musicante e mi sento fortunata, canta, suona e canta questa bella serenata, e perché sono innamorata, perché forse ci sono nata, ma marito com'è bella città e con la Chanel. Com'è bella la città con la Chanel, 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 com'è bella la città con la Chanel. Bella! In cima rosa! In cima Grazie. rosa! In cima alla rosa! Complimenti! Grande pubblico ad Aprilia! Grazie! Cara giù, Bene. cara giù, cara giù, cara giù. L'artista che sta per arrivare adesso ha una voce strepitosa. Me l'hai e detto, lei, sono curiosa. sì, lei ha Sono anche uno curioso. spettacolo dedicato al Mina, quindi pensa, per Pensa confrontarsi con una insomma, simile voce, no, deve avere. come E si questa chiama? sera ci presenta una canzone, ovviamente Napoletana. napoletana. Lei non è napoletana, ma è qui con noi Lorenza Bettarelli. Bettarelli Lorenza! Che Ci canta una canzone Salve, di buonasera. Che ci canti? Nasera e maggio. E perché? Questa canzone è stata scritta nel 1937, pensate un po'. Quando è c'è nato qualche papà, anno. 80 anni fa, mamma mia. Pisano Cioffi, una canzone meravigliosa e questa sera tu ce la farai ascoltare con la tua voce splendida. Per voi Lorenza Bettarelli. Nasera e Grazie. maggio. Ma pure in giugno, va. Grande Bettarelli. Quando va in appuntamento, guardo mare, guarda e fronda. Se te parla non risponda, stai di
distratta come che. Io te tengo dentro cuore, sono sempre innamorata e tu invece pensa nata, ma te stai scordando me. Quando si dice sì, tienilo a mente, non sa da fa morire un cuore amante. Tu mi dicesti sì, una sera in maggio, e mo tieno coraggio e me la sai. St'occhi tuoi non so sinceri, come quando me contrasta, come quando me dicista, voglio bene sulla te. E tremando me giuraste, con una mano in coppo cuore, non si scorda prima amore, ma te stai scordando me. Quando si dice sì, tienilo a mente, non sa da fa morire un cuore amante. Tu mi dicesti sì, una sera in maggio, e mo tieno coraggio e me la sai. E mo tieno coraggio e me la Viva la Bettarelli! Lorenza Bettarelli, grazie. Una sera di maggio, Grazie. ma ti ascolterei anche una sera di agosto e di settembre. Grazie, Complimenti. grazie Lorenza. Il livello è alto, il pubblico è sveglio, vada qua, va. No, sono vivi. Fatemi sentire come Me lo siete auguro. vivi. Là. Tanto restate così perché ha voglia, tanto dovete morire solo se volete prendere la pensione, perché grazie alla Fornero si entra in pensione una mezz'oretta prima di morire. Più o meno. Quindi se decidete via la pensione, morite, se no restate vivi. Bene, volevo anche giustificare i miei occhiali, ho stampato questi testi carattere 26, brutto carattere mi dicono, carattere 26, sì? e non ci vedo, quindi ho dovuto mettere gli occhiali Ti per do una forza. mano? Io ci vedo proprio. No, beh, ci vedo con gli occhiali. L'artista che sto per presentare adesso è Mica una così. No, ma io- No, spiega. dopo che- No, spiega quante copie ha venduto con una Simo canzone. fai spiegare, ha venduto con Però una devi canzone spiegare bene, quante 800 copie con una canzone sola. 850.000 copie, che io sono andata più volte a leggere perché ho detto forse mo sono ci voglio. sbagliato. Gli occhiali non ho visto, invece adesso ce lo facciamo raccontare dalla sua Pure? diretta voce. Gianni Davoli! Gianni Davoli, eccolo qua con noi. Grande Gianni, 850.000 copie per la canzone dedicata. Gianni Davoli lo possiamo definire il cantante degli anni 70. Mettiti al centro, vieni. Cosa ci canti?
questa Oggi sera. ho preso una canzone così da... Dove l'hai presa? In L'ho Dopanara? presa nel cappello. Nel cappello. Perché uno lui, spettacolo perché di- lui sì. ha uno spettacolo, vieni qua, non andare troppo lontano. Lui ha uno spettacolo dedicato a Domenico Modugno. Grande Domenico Modugno, Facciamo un un mito. applauso. Un mito. Devo dire che Gianni Davoli, posso definirlo un signore della canzone italiana, un signore perché in questi giorni sono andata un po' a curiosare, no, nella vita degli artisti che dovevano venire qua e ho scoperto delle cose veramente fantastiche. Lui ha una scuola di musica, insegna ai ragazzi e in una tua intervista che mi ha molto colpito dicevi la vita poi dopo il grande successo, tutte queste copie vendute, una canzone che hai scritto tu per tua mamma, che succede? Uno si avvilisce un po', che chi sta sul palco ci vuole stare sempre, invece tu hai diversificato e tu hai detto io faccio una vita normale, poi il normale bisogna vedere che cos'è e lui ha veramente una vita piena, attiva e fa tante belle cose, Sì, veramente perché- mi ha fatto piacere leggere questo perché la penso proprio come te, insomma, ringrazio. la vita oltre al palcoscenico poi è quella di tutti i giorni. No, perché questo io penso di averlo Guarda, capito. guarda, il brivido. Penso di averlo capito nel 1969 quando ho fatto il Cantagiro. È bello perché legge dal mio copione il massimo. Perché non si ricorda niente, giustamente. No, mi Così sono reso conto nel 69. che un conto era il successo Sì. e un conto fare la musica. 850.000 copie non è che si vendono così, voglio dire, è un signor successo. Tu hai avuto anche tanto successo con una canzone che si chiama Il Amore Canotto, Favola. anche il Canotto. Il Canotto ah, al vedi? Cantagiro è stata la prima. Ecco. D'estate. E Canotto. adesso invece sto scrivendo un libro. Pure? Sì. Ma non ti fai mancare niente, figlio mio. Sto scrivendo un libro, sai Allora sei un bulimico, vuoi fare tutto tu, dai. Che il libro su è, che cosa? è intitolato Non ho rincorso il successo, Ma ti è ho venuto? cercato la musica. Bravo, che Ma bello. tu adesso resti con me, cioè resti con Sì, noi, resto quindi tutta la serata. resta Tutta con la me. serata. Dai, Perché dai, la dai, canzone si chiama Resta, Resta con con me. me! 5 Gianni minuti. Davoli. Vai Gianni. Amore, 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 dimmi tu che l'ha già di, dimmi tu come ci fa stasera di mano per fare sta resta con me per carità state con me non me la sa fammi penare fammi impazzire fammi dannare ma dimmi sì moro per te vivo per te vita da vita mia non mi importa se ho passato solo lacrime m'ha dato resta con me, con me.
importa se ho passato, solo lacrime m'ha dato, resta con me, con me, resta con me, amore, amore, amore. Tanti tavoli! Grazie, grazie. Grazie mille. Figlia di mia buona fallo serata. l'inchino, no? Uno solo però, ok, bravo. Grazie. Grazie, che grande successo, ciao, stato bene. Saluta ragazzi, La ciao. canzone si chiama Resta con me. Resta con me ma se ne andai, che si troppo. A un certo punto. No, dicevo adesso la canzone napoletana ha anche delle sfaccettature a volte moderne, perché la canzone napoletana si può cambiare, può avere panni diversi, pelle diverse, e chi ce la offre? Lui però, a dispetto del suo look, è l'ambasciatore della canzone napoletana, quello più giovane nel mondo. E non si direbbe, sembra un rocchettaro, un certico. Lui ci canta una canzone, ve la voglio intanto presentare, una canzone famosissima, già si può definire musicarello questo film, Totò, Peppina e Amalafemmina. Questa canzone la cantava Teddy Reno nel 1955, la canzone è una voce, una chitarra o poche lune, lui è Luigi Libra. Eccolo. Grande Libra! Benvenuto. Credo che Libra canterà con questo microfono. Salve, grazie. Complimenti per la Come va Barba per la tua Rossa, carriera. bellissima. Celtica. Proprio celtica. Però ci vai a ascoltare sto capolore un po' swincato, mi hai detto, no? Sì. Pensa che Guarda il cosa pubblico bella. alle telecamere. Guarda. Poi swincati, non è una mala parola, è un arrangiamento bello, nuovo, moderno, anni 50. Una voce, una chitarra o poche luna. Luigi Libra. Grazie. Una voce, una chitarra, io poche lune, e che può più per fare una serenata, per sospirare d'amore piano piano, parole dolci, per innamorata, ti voglio bene, tanto tanto bene, lontana te. Non posso più campare, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce che sta serenata, avvocato io s'accosta più vicino, e tu ti stringi a me, più appassionata, una chitarra voce, tutte vicine canta so felice, amore, non posso più scordarmi te. Ti voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra, io poche lune, e come dolce che sta serenata, avvocato io s'accosta più vicino, e tu ti stringi a me, più appassionata, una chitarra e un felice voce, tutte vicine canta so felice, amore, non posso più scordarmi te. Una chitarra e un felice
so felice, amore, non posso più scordarmi te. No, grande Luigi Libra! Luigi Libra, Gigi Libra, che bello. Si Ci metta- vediamo in TV, si nel metta senso in- che lui per 8 anni è stato con Paolo Limiti a Ci vediamo in TV. Ci vediamo in TV. E come diceva Paolo Limiti, faceva così, guarda. Pensate un po' che bello, è una cosa straordinaria, è un evento da brivido. Grande, si continua, si susseguono questi grandi artisti della musica napoletana e non. Adesso un veterano della musica, c'ha quasi 100 anni, li porta bene però, li porta bene. Per 100 parlare anni, di lui potremmo stare qui veramente è più settimane. vecchio del Castel dell'Uovo di Napoli. Ma lui, dobbiamo solo dire che lui, mentre un suo disco sta ottenendo un grande successo, Nelle se n'era, migliori se supermercati. n'era andato a Londra Hai capito? a fare una vacanza. Poi pensate un po' di anni fa, vai a Londra a fare vacanze, chi ti trova? Quando è tornato a Napoli ha trovato praticamente tutti questi impresari che lo aspettavano per fargli fare Perché volevano spettacoli. picchiarlo. In un solo anno ha fatto ben 450, noi diciamo impegni, nel senso è andato a cantare in 450 posti in un anno, considerando i giorni dell'anno. Antonello Rondi! Se l'avesse beccato Monti, Antonello Eccolo. Rondi, guarda qua, va. 80 anni portati Senti il benissimo. pubblico, Guarda che ci come ti Ma acclama. dove lo trovi un ottantenne così? Ospizi, Guarda, Che bello. Antonello, C'è il anche cuore, le fan. il Signora, fan club. ve lo butto giù? Magari, ma sia una Grande. signora. Antonello, Signora, Esageriamo. lo lasciamo cantare, va. l'ultimo tuo viaggio e poi ti faccio cantare. Dove sei stato a No, cantare? l'ultimo viaggio non è ancora A arrivato. Mondragone, È l'ultimo, L'anno cioè prossimo. il penultimo. Il penultimo. A New York. a A Torbaiani. New York. Lo sai che ci stanno ascoltando in diretta da New York? Sì, Facciamogli Radio un saluto e un applauso. New York 1, Radio 1 Radio 1 New York. Salutiamo Tino Radio Maiolo. 1. Questa sera ci fai ascoltare una canzone del 1911. Mamma mia, Antonello. Matusalemme. Juan Tramonto sola. No, non tramonto No, solo, che stai c'è dicendo? un cambiamento. Quando C'è sponda un l'una. cambiamento. Quando sponda Quindi l'una. quando sponda l'una. Una steria E di Santa Chiara, Monasteri Santa Chiara che non è del 1911, ma è sarà del su 1000? giù. E chi se lo ricorda? Guarda No, qua. è dopoguerra, è dopoguerra. 1947, ah. Antonello Rondi. 45, 45. 46. Monasteri Santa Chiara. Monastero di Santa Chiara quando tramonto solo. Prego. Grazie. Di mano ma vorrei parti stasera. Lontano no, non c'è resiste più. Dice che c'è rimasto solo mare, che ho stesse prima che il mare blu. Monasteri Santa Chiara, tengo cuore scuro. Ma chissà che stasera è a Napoli con me, pensa a Napoli con me. Fontanelle, Capemonte, che sto cuore mi si schiante. Quando senti di da gente che si è fatta malamente, sto paese ma perché? No, non ci credo, e muore per sta smania e torna a Napoli, ma che già fa? Ma fa paura e ci torna. Paura sì, si fosse tutta me,
se la gente avesse detto la verità, tutta ricchezza in Napoli no cuore, dice che perse pure chi non l'ha. Monasteri Santa Chiara, io sono in da quattro mura, quanta femmina sincera si perdevano in amore, si sposavano a Gesù. Fontanelle Capemonte, mo si perdono in amante, c'è una tena, una dicente, che una femmina innocente, dice la gente non c'è più. E mora per sta smania e torna a Napoli, ma che già fa, mi fa paura e ci torna. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli com'era, pensa a Napoli Antonello Rondi, esco sull'applauso così mi prendo anche un po' del tuo applauso, tutto per te. Grande Antonello! Dove sei? No, Gio, volevo Lino. sapere, sto controllando se si addormentano. Dove Allora, sei? Ah, eccoti. vi state divertendo, signore? Anche perché a casa, signora, questa è televisione vera. Avete visto che bella televisione? A casa che vi fanno vedere a casa? Uomini e donne. Uomini e donne non è un programma televisivo, è una seduta di gruppo in un centro di igiene mentale. Non dovete guardare. Oppure adesso, ultimamente, è solo cronaca. Dalla mattina alla sera ci parlano soltanto di cronaca. Iniziano da uno mattina e finiscono da Bruno Vespa porta a porta che fa le autopsie in diretta. Arriva sulla scena del delitto prima dei RIS. L'altro giorno mi ha chiamato mio padre, ha 80 anni, più o meno l'età vostra, no? Mi ha chiamato, mi ha detto, no, sto scherzando, di qualcuno, signor. Dai, non è così. Mi ha detto, Guaiù, portami dai carabinieri, voglio confessare. Ma che cosa? L'assassino di Imbremmate Songhì. Basta che stasera mi facciano vedere un film, ma fancula! Lino Barbieri. Hanno ragione! Questa è la bella televisione con il grande regista turco, perché turco è il nostro regista, vero? Io lo chiamo Gran Turco e lui si arrabbia. Allora Grande chiamala Gran Turco. Turchese, scusa. Lui non solo è il regista, Chi ma c'è? l'ideatore, la mente. Cersa. Chi c'è? Allora, questa canzone. Chi è? Non leggere. La Questa canzone? canzone l'ha cantata Pino Daniele e l'ha cantata Frank Sinatra. L'hanno cantata praticamente. Potevate Più fare grandi- anche l'applauso che stava. Più grandi tenori del mondo. Tutti l'hanno Caruso, cantata. Tutti. non Pavarotti. c'è- Tutti. La canzone è Un sole mio. E a cantarci, senti, è Francesco Malapena. E la dovete cantare tutti, caro Vieni, Francesco. Bella miseria da casa. Lui è un tenore. Ragazzi, guarda l'impostazione da bel canto. Guarda. Oddio, sono Maestro. emozionata. Ragazzi, Francesco, io so che tu vai in tutto il mondo Via da a te. portare anche la canzone napoletana, soprattutto. L'ultimo tuo viaggio, l'ultima tua tournée, avvicinati al microfono. così ti ascoltiamo, se no a malapena te sentiamo. Malapena canta. Vai. Volevo sapere dove sei stato. Ultimamente sono stato in... Puoi pure improvvisare, cioè nel senso... No. Anche se sei stato No. a Caivano lo puoi dire. Lo puoi dire. Vabbè, A Fragola. ho fatto una tournée che ha preso un po' i paesi esteri, quindi ho fatto Polonia, Ucraina, Romania, no, Bulgaria, sono stato in Bulgaria, la Romania. paesi dell'est, scusa. Francesco Malapena, O O sole Sole mio! mio!
giornate sola, l'aria serena dopo una tempesta, con l'aria fresca para già una festa. Che bella cosa una giornate sole, ma Complimenti, hai creato un'atmosfera magica. Complimenti Francesco. Posso immaginare quando vai in giro per il mondo. Ci dici la musica, vogliamo sapere chi suonava, perché questa notizia non la sapevo. L'orchestra? L'orchestra? La London Symphony Orchestra. Non so se rendo l'idea. Scusate, dillo meglio. London Symphony Orchestra. Hai capito? Di prima fila. London No, Symphony e poi Orchestra. Diciamo che poi tra il primo e la seconda strofa ero io col violino. La pure questo violinista. ragazzo Ma non è- ti fai mancare nulla. veramente- E meno male che ti chiama Malapena. E si ti chiama, hai capito? Malapena, Malapena. Grazie Francesco. Grazie per l'onore. Grazie. Oh signora, mi ha chiamato anche signora, sono commossa. Sembra se gli metti una cornice è un uomo del Settecento. Grande. Gio Sarno che ci canta Maruzzella dopo Lazzarella. Grazie. Vai.
sente e chi mo canta presso a me e potramente s'affaccia l'una per vedere per tutta sta marina da prosci da resina si riesce guarda là una femmina che fa e chi sente e chi mo canta presso me e patramente s'affaccia l'una per vedere tutta sta marina da broci da resina sorrise guarda là una femmina che fa Maruzzella, Maruzzella te mi strinda all'occhio mare e me mi sembra a me un dispiacere sto cuore mi fa sbattere più forte l'onno quando c'è la scura prima mi dice sì Maruccio Rosso mi fai morire Maruzzella, Maruzzella hey! Chi mi aiuta se tu non vieni a mi aiutare è venuta una voglia ardente tu lo sai e viene per noi bella e dammi sta buchella che mi avvelena e zucchero si fa Maruzzella, Maruzzella te mi strinda all'occhio mare e me mi sembra a me un dispiacere sto cuore mi fa sbattere più forte l'onno quando c'è la scura prima mi dice sì Maruccio Rosso mi fai morire Maruzzella, Maruzzella con me mi fai sbattere più forte l'onno quando c'è la scura prima mi dice sì Maruccio Rosso mi fai morire Maruzzella, Maruzzella grazie Go! Grazie. Mamma mia, che bello. Questa canzone fa parte di un CD spagnolo, classici napoletani spagnolo, si chiama Spagnanapoli. Spagnapoli. Spagnapoli, Però questa sera l'abbiamo Ragazzi, ma avete visto che cantata in- sensualità, che Ah, eleganza anche, è vero? Che fiatone. Guarda come sta quello, guarda là. Hai Oh. visto? Ho detto sensualità, il signore lo. Stanno come si suol dire senza la nuce. Attento alla signora a fianco, Belli, le canzoni napoletane, Che bello, G- che bel punto. Però anche qualche ospite straniero ci vorrebbe, perché ne so, sì. Ligabue. per Straniero, esempio, no? sì, perché giustamente Straniero, uno è perché napoletano, la è straniero. è napoletano, è straniero. giusto. G come guerra. No, ma qui si può cantare- Tutti in giù per terra. Questa è Ligabue, si può cantare solo in napoletano. Ah, solo in napoletano. Allora, G come a guerra, è tutto E non quanto si per può, terra. non si può, Vabbè. non si può. Vabbè, Questi ti ho occhiali portato gli sono i miei. occhiali, Bene. la cartellina del grande Mike, perché adesso dobbiamo ospitare un... Allora, adesso noi dobbiamo ospitare il direttore di Radio 1 New York. Direttamente da New York. No. Tony
Maiolo, dov'è? Dove Tony sei? Maiolo, eccolo qua, grande Tony Maiolo, La voce italiana nel mondo. da New York con furore qui ad Aprilia. Guarda, Grande. l'applauso te lo devo fare anche io. Grazie, benvenuto. Portami a New York con Grazie, te. ecco, Ecco il microfono. anche il bacio. Che bei Bene. capelli che hai. Grazie. Ma tu, insomma, tu da quanti anni sei a New York? 31 anni. E perché? Pensate. Perché? È venuto qui per noi adesso, eh? Ecco, E perché? Perché? uno perché va. Sono partito 30 anni Come mai 31 sei anni fa. partito 30 anni fa? Perché l'Italia ovviamente 31 anni fa non mi dava niente. Già 31 anni fa. Immagini come stiamo mo. 31 anni fa c'era ricchezza, poi stiamo proprio... Immaginando come stiamo Senti, inguaiando. una mia curiosità, la musica napoletana come, insomma, come è vista e sentita a New York? Voglio premettere che siamo in diretta su Radio 1 New York. Ve l'abbiamo che stai detto, dicendo? facciamo un applauso. Siamo in diretta. Allora, ma dobbiamo parlare anche un po' in inglese, scusa. Oh, sì, yeah, wow, yo, wow. Ecco. Questo è giapponese. Che Tutto fa lingua pro, è? dai. Yeah, Tutto yeah. fa pro. Lui fa una cosa particolare, so che quando tu hai il pubblico fai un giochino col pubblico. Sì, faccio delle cose così scherzosamente quando facciamo i concerti, quando portiamo degli artisti Perché poi gli famosi. italiani all'estero sono sempre Sì. visti come quelli che E fanno, facciamo dei no? giochetti, ma cose così, Giochetti. giusto così, Ah, cose. giochetti. Giochetti, Lei è un po' tipici. ambiguo, sono però. Ma saluti, sono questo, saluti che noi questo facciamo. giochetto lo vuoi Sul fare anche col giochetto? nostro pubblico? Allora, possiamo fare un giochetto. Facciamo Vabbè, il Andiamo allora, poco allora, più avanti. ci facciamo un qui. po' più avanti. Non Facciamo andare un troppo, giochetto. non troppo, non qui. Va Non bene. troppo. Ci Vai un po' fermiamo avanti, vai un po' avanti, non troppo. Non troppo. Vai un po' Vai avanti. avanti. Questo è il Non giochetto. troppo. Questo è il gioco. Abbiamo fatto il gioco. Basta, gioco. Buonasera, ci Quando vediamo. vi scappa l'applauso, fatelo. E Ogni fatelo tanto- un applauso. Sembra che coltivano fighi d'India. È Pummarole. Facciamo questo giochetto veloce. Questo lato qua abbiamo 1, 2 e 3. Questo lato qua quale sarebbe? Questo lato qua Questo abbiamo lato qua uno. sulla nostra sinistra. Abbiamo uno. Ok. Al centro abbiamo due. Se mi metto qua alla mia destra, Vabbè, giusto? guardando- Allora, alla mia guarda- sinistra, sì, ok. voi dovete dire radio. Va bene? Dite radio. E allora No, dico non si capisce, più forte. grafia. Al centro, Grafia. sì. Radiografia. Radiografia, no. No. Facciamo 1. Più forte. Il Sono più centro è il bravi centro, di radio. Vediamo quelli di destra, Che la dicono? nostra destra. New York. Però State loro guai- sono, state scusi, guai- no, però guarda, lì in prima fila c'è il direttore di Inciuscio, Ciuscio. Gio Di Giorgio. Che sta inciuciando già. Sta inciuciando. È un No, giornale... vorrei riprovare ancora una volta New York perché l'ho sentito New York poco è fa. più lungo, New York, Vabbè, uno è più corto. si devono sforzare ancora di più. Vi dovete Proviamo. sforzare un po'. Yeah, New York. New New York. York. Allora, facciamo così, visto che siamo in diretta su Radio 1 New York, la radio degli italiani d'America, ci seguono negli Stati Uniti in questo momento, facciamo prima di tutto un applauso, grazie. Allora, tutti insieme, 1, 2, 3, Ognuno- Radio 1 New York, al mio 3, Radio 1 New York, però forte perché Però spiegaglielo che tutte e tre insieme alla narice. no, una alla volta. Uno per volta. Radio 1 New York e poi tutta assieme, Radio 1 New York dall'Italia. Questo lo Ok. ricordano loro. Speriamo di sì. È complicato, Penso dai. che hanno perché cenato stasera. soprattutto sì. loro che hanno detto uno. Uno è più difficile, è Complicato. molto più difficile. Fate i segni con le mani. Ecco, bravo, uno così, bravo. Ok. Allora proviamo, giusto? Proviamo. Al mio 3, Allora, 1, 2, 3. E come sono bravi, fatevi un applauso adesso perché siete stati molto bravi. Che pubblico, che pubblico, che pubblico. E il Tony, gioco? ma tu sei diventato Tony quando Questo- sei andato a New York oppure già Antonio Questo ti era il chiamavano gioco. Tony? No, io sono diventato Tino. Ah, Tino. Tino Maiolo. C'è la Ah, confusione, Tino. Pino, Ah, Gino. Tino, Ma vabbè. chiamatemi come vi pare. Ma Tino sta l'importante è che mi per chiamate. Tino per Tino. No, Tino sapete per Valentino. Valentino, ecco. Siete casini. Per Valentino. Poi se ci fosse stato Totò. Ma mi fa il piacere. Tino Maiolo, grazie per averci dato Grande questa Tino Maiolo. possibilità. Grazie, grazie. 1, grazie a 2, tutti. 3. Lo Bravi, ricordano. bravi. Sembravo pure tu. Lo ricordano. O puffo giochetto pure tu allora. Che stai? Che stare in giochetto, cose semplici. Ti Vabbè, verremo a trovare a New York. io vi aspetto tutti, però se venite tutti, mi raccomando, non venite tutti insieme perché non c'è spazio. Un po' per Un volta. po' per volta. Ma New Una York- prima Buonasera, poi- buonasera a tutti, grazie. Grazie, Ma Tino, New York grazie. è grande, ci entreremo tutti.
Mamma mia, guarda. Allora, vi do una notizia, abbiamo finito. No. No? Allora, non solo non abbiamo Ma che si finito. già fanno? Come no, stanno loro? no, ma siete contenti di stare ancora con noi? Dite la verità. E lei non deve russare in prima fila. E poi dobbiamo fare anche un saluto ai A chi? telespettatori che sono a casa. In tutto il mondo. Soprattutto quelli italiani e poi anche fuori. Gli italiani in Siberia, per esempio. Non li saluta mai nessuno gli italiani in Siberia. Perché? Ma questi italiani stanno solo in Canada, anche in Siberia, in Alaska, Guarda, in Groenlandia. l'ospite che stiamo per presentare adesso, mi permetto di presentarlo senza dire niente perché faccio dire tutto a lui, perché oltre a essere un cantante eccezionale, l'erede di Roberto Murolo, è anche un caro amico da tanti anni, molti anni. E qui con noi Mario Maglione. Grande Mario! Perché sta qui il microfono? Perché probabilmente l'oro serve poi davanti al maestro. Ma canta innanzi. mica. Allora, Ecco qua. Mario, sì, Mario, ecco, Mario, dai Mario. il microfono. Mario. Buonasera a tutti, mamma Mario. mia, che pubblico sto ascoltando da dietro. Un pubblico fantastico. meraviglioso. Bene, Mario, bene. intanto Mario, ci presenti i tuoi accompagnatori. Alla tua sinistra c'è il fisarmonicista. Allora, alla alla tua mia sinistra sinistra c'è Andrea Bonetti, Allora, fisarmonica. a mio tre, Andrea, qual è? No, si appoggiò che... Alla E alla tua destra, destra? Alla destra c'è mio collaboratore da sempre che è Michele Cordova. ha fatto i capelli bianchi a te. Mamma mia. Grandi. Allora, bene. E siccome ho cantato prima, allora sono un attimo spaesata, ho le notizie ma non ce le ho precise, quindi diciamo lui, che mi cosa permetto sono di dire tanti? che nel 1974 sei stato protagonista di Masaniello. Tu hai fatto Masaniello? Mario, hai fatto Masaniello, e lo vogliamo dire? E diciamo, allora il signore Con Masaniello. Lina Sastri, Mariano Rigillo, un'esperienza molto bella. Siamo stati molto tempo a Roma, poi in giro per l'Italia. L'ha Però provato io lui. principalmente ho sempre cantato, anche in quello spettacolo. Grande. Beh, perché insomma, chi nasce cantante, no? Mora Tu ti sei cantante. fatto molto influenzare dal posto in cui sei nato, lui è nato in un posto meraviglioso, che è? Mergellina, dove vivo posso- ancora. Senti, ci sono delle scatenate, delle signore Che qui, bello, mamma mia, che proprio meraviglia. fan scatenate. Sì, che ma ti meraviglia. conoscono da più di secoli, da decenni. No? Hai voglia. Ti seguono, Dei certo. secoli, dei secoli, dei secoli. Amen! Mario Maglione, che Vai, ci canta. buona- Che ci canta? Cantiamo un bellissimo pezzo del grande Salvatore Di Giacomo che era De Maggio. Era De Maggio, guarda quante rose tutte per te. Mario Maglione. Grandi. Era De Maggio, te cade ananzi, a schiocca caliccia rossa, freschera l'aria e tutta luce di, adorava de rosa cinta passa. Era De Maggio, no, non mi nascondo, una canzone cantava ma due voci, che il tempo passa e che vanno alle corde, freschera l'aria e la canzone dolce. E dice cuore mio tornati sono, tu me lascia con te chissà quando tornerai, mi sfunne via, tornerai, quando torneranno le rose, si sto giorno torna a maggio, pure a maggio sto cacca, si sto giorno torna a maggio, pure a maggio sto cacca.
e sto tornato come una volta, cantiamo insieme l'umuti passano tempo, lo buona savore, ma amore vero non trova via. Date bellezza mia, ma innamorare, si ti ricorda tanta la fontana, l'acqua la tinta, non so se capare, è ferita d'amore, non si sa. Non si sa che sarà se fosse gioia mia, mi sa stare imbalsamata a guardarti non sta ridere e ti dico cuore mia tornati so, torna maggio e torna amore, va da me che la capo, torna maggio e torna amore, fa da me che la capo. Grande Mario Maglione, accompagnato da due bravissimi musicisti, grazie. Mario Maglione! L'arte. Grande L'arte, Maglione. non si spiega. Grande, mi ha emozionato con questo brano straordinario, con i suoi musicisti. Ti do una mano? O ti do E una devo sedia? dire che Ti do una sedia. queste canzoni sono tutte belle, non ce n'è C'è, una. ragazzi, poi ci sta un gruppo e si fanno Lo gli sai, occhi. loro hanno venduto oltre 1 milione di copie con una canzone che si chiama Tornerò. Pensa che sciorta. Hanno capito già, guarda. Avete capito? Le signore, quelle della terza fila, sono preparatissime. Hanno studiato più di me. Posso chiedere a loro? Ma loro l'hanno vissuto proprio quell'epoca, vero? Tornerò. Pensa, loro sono nati in provincia di Salerno. Sì, io sì, io li sono conosco. della provincia di Napoli, ma siamo insomma. Siete al confine, sì, siamo al Sarno, e loro invece stanno. Io non sono nata a Sarno. No, Come Gio di chiamo? Sarno. Ma non no. sono nata a Sarno, hai di visto? Scafati, Gio di Scafati, no. No, vabbè, lì vicino, ma non è quello il punto. Loro sono di Angri, Nocera, Angri vicino, Angri. vicino, dove sta la Pomarola San Marzano. Si è fatta una veste sculata, una cappiella, che nastro e che rosa. E sto pane che c'era? Ma perché un pane che c'era? È un modo per dire che uno si accontentava veramente di Capito, poco. ma un po' di fico non era meglio. Aveva dei gusti barbari questo autore. Dopo hanno fatto pizza e fichi. I Santo California! I Santo California Dreamen! Guardate che look, guardate quanto sono belli. Guarda che addominali che ha lui. Guarda che lì grandi, ci sono tutte. Noi già ci siamo baciati prima, grandi poi ci California ribaciamo. Dreamen che ci canteranno. Ma quando ne siete? 4 o 5? Vieni qua, vieni Eccoli vicino, qua. avvicinati. Ragazzi, Buonasera a tutti. un immenso Ciao. applauso per i Santo California che ci cantano Reginella! quando Steve Gumig. Ciao. Grazie. Regine, quando Steve conmigo non mangiava che pane e cerasa, Steve mesa 3 o 4 sciantosa e parlava francese così. Fui la triera che t'ha incontrata, fui la triera a Toledo ignorsi, t'ha voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non
chiamami più, ma è vuoto tu, distrattamente pensa a me. Regina, quando stiva conmigo, non mangiava che pane c'era. Noi campava me vase e che vase, tu cantava e chiagniva per me. Io Gardilla cantava contigo, Reginello va bene sto re, t'ha già voluto bene a te, tu mi hai voluto bene a me, ma non chiamami più, ma voto tu, distrattamente pensa a me. Vuoi Gardilla, perché aspetta stasera e non ho vira già aperta caiola. Reginella è volata e tu vola, vola e canta, non chiagnere ca. Ti ha trovato una padrona sincera, che più degna di sentirti cantare. T'ha già voluto bene a me, tu mi hai voluto bene a me, ma non chiamami più, ma è vuoto tu, distrattamente parli. Grazie. Di Santo California! Grazie ragazzi, grazie mille. Grazie. Grandi, vero Gio? Tu sei lì? Sì, perché ho visto l'inciuscio. Hai visto l'inciuccio? Il grande L'inciuccio Gio. puntettigio di Giorgio, Non mi posso avvicinare direttore. perché mi fischiano le casse. E no? accanto guarda c'è Francesca Caro Staiano Francesca e Staiano. Maura, eccola, ci sono tutti. Io Vabbè, penso insomma, che, ecco. caro Inciuscio, Ci sono tanti amici domani questa sera. con questo spettacolo così raffinato e elegante usciranno dei bei articoli anche sull'inciuscio, perché ha visto che raffinatezza, mentre a casa fanno il grande fratello VIP, che poi VIP non li conosco neanche uno, poi dicono che fanno la TV spazzatura. Non è vero che fanno la TV spazzatura, siamo noi che scegliamo la monnezza. Bravo Lino, Perché bravissimo. possiamo cambiare canale. Non sanno, questa è cultura ragazzi oggi, invece adesso è diventato un popolo di cucina, tutti fanno i cuochi e ci propinano questi la televisione sembrano ristoranti, zia Maria, zia Nicola, zia Concetta, e ci propinano piatti che a casa come li faresti mai? Terrine d'anatra al tartufo con una salsa di pere piccanti del Cile e la povera pensionata sta arrangiando una frittata di cipolla con peperoncini e catanzaro. Oppure, Gio, code di gambero fasciato al lardo umbro sul letto di Valeriana. Valeriana il letto l'ha venduto. E invece qui c'è un bellissimo spettacolo, perché abbiamo una grande showgirl, Gio di Sarno, anzi Gio vicino a Sarno. No, però... Bravissimo, Gio vicino a Sarno. Questa è una battuta vecchia come il mondo, però per me vale. Io non lo sapevo che fossi vicino a Sarno. Sì, vicino. Una volta c'era un fiume. Ragazzi, stiamo quasi finendo, un'altra 4 ore e andiamo via. La canzone che ci fa ascoltare adesso l'ospite, non leggere perché subito tu vai avanti. Fa parte di tutta la scia di quelle belle canzoni del dopoguerra dove la gente aveva voglia di divertirsi. Di vivere dopoguerra. Sì, in musica. No, sai come scrive questa gente? No, nel 1958. Quindi siamo proprio quasi boom economico, anni 60, mancava lì a poco che uscivano. Questa è la canzone preferita di mia mamma, lo posso dire, ed era appunto la colonna sonora del film
Tuppo Mariscià. Bello, Daniela mamma Minniti. mia. Eccola. Buonasera a tutti. Guarda, lei che lui, eccolo, accompagnato dalla chitarra da Paolo Degli Atti. Lui rimane in piedi, non si siede? Chitarrista che Maestro, la chitarra elettrica, certo. Tu sai che anche a mamma piace molto questa perché canzone, il periodo evidentemente è quello. Questa ragazza che scoppia di salute, no? Nel senso che Stai bene? c'è l'applauso, ci sta se volete. Diciamo che mangio Guarda, bene, il mangio signore prima bene, fila no? ha preso il binocolo, guarda, lui Rideva, adesso non ride più. Hai visto? Se proprio stavi là, guarda lui rideva. col binocolo, la macchina fotografica. I binocoli non si usano più. Stai intanto... immortalando proprio, guarda. Sì, loro sono tremendi. Vogliamo fare anche un applauso a Bruno Iorillo, che è il direttore di questo bellissimo teatro, Grande teatro, che ci ha direttore. dato la possibilità di Complimenti. essere qui questa sera. E allora li lasciamo. Daniela Minniti, Tuppo Mariscià, Complimenti per la chioma, maestro. Non sa quando la invidio. maestro degli atti. Quando capire, catire, mamma mia, guarda. Nessuno più fatica sto paese, terre e piante sottoccate, la gente non ragione già un mese, sta cosa non pochi, no, non pochi, e sì, nessuno parla, mo parli. Tuppo Mariscià, arabite sono amiche. Move conto, move dico perché so venuto qua. Tuppo Mariscià, arabite Mariscià, a sapita Carmelina, a stai casa in coppa scesa, è una mala che a pampese e vu la vita fa restare. Move dico Mariscià, move conto Mariscià, nessuno uomo sto paese, la Carmela si è salvata, ogni dune ha fatturato, per un vaso che sa moia, Mariscià, per capriccio e non per amore, un vaso è fuoco ardente, avvelena tanta gente non ne fa più ragionare. E una legge non ci sta, non vedete Mariscià. Con il concetto mine che Pascale dice tu tiro sarre tutte miette, o farmacista giunta comunale, non sanno più parlare, no, più parlare, che guai per sto paese, Mariscià. Tuppo Mariscià, alla vita sono amiche, move conto, move dico perché so venuto qua. Tuppo Mariscià, alla vita Mariscià, a sapita Carmelina, casa e casa in coppa scesa, è una mala che a pampese e vuoi la vita fa restare. Move dico Mariscià, move conto Mariscià, nessuno uomo sto paese, la Carmela si è salvata, ogni dune ha fatturato, per un vaso che sa moia, Mariscià, e capriccio e non fa amore, un vaso è fuoco ardente, avvelena tanta gente non la fa più ragionare, e una legge non ci sta, tu vedete Mariscià. Mariscià, voi non parlate, ma perché non rispondete? Mariscià che vi sentite non garrate chi a parlare. Pure voi vi da curare,
Buonanotte Mariscia, buonanotte Mariscia. Buonanotte! Daniela Minniti e Paolo De Ghiatti, grazie. Grazie. Buonasera, buonasera. Anche con la mossa finale. Buonasera. Hai fotografato tutto, zio? Hai fatto poster. Adesso invece è un momento di una bellezza diversa. Lo sai che quest'ospite è nipote, figlio e fratello? Nipote, cantano tutti quanti. Sì, cantano tutti quanti in questa famiglia. Però lui... Proprio, c'è il nonno, il padre, la sorella. Io ho avuto il tutti. piacere di condividere un palco Lo so, importante infatti come lascio per a te. tanti anni, che era il palco del Salone Margherita, con il programma del sabato sera che tutti voi guardavate, no? Con il grande Oresto Lionello, vedi Leo lui col Gullotta. binocolo, Videsi, mo ti dico, Pamela Prati, Valeria Mari, subito. E lui era il nostro cantante doc, un grande artista, The Voice. signori, The Voice, Edoardo Guarnera! Eccolo! Buonasera. Edo! Vedi? Tutti così sono loro, Cioè, tutti, guarda. sono emozionata. Maestro, lei canta senza microfono? Ce l'hai tu? Ecco il gelato. Maestro, ci canta? Allora, Un lui, pezzo lui canta una canzone. Un bel pezzo scritto da grande De Curtis, mi pare, no? Da grande Totò. Raccontiamo solo questo piccolo aneddoto che tutti pensavano fosse stato scritto per la Pampanini, invece è depositato Invece è stato proprio... scritto per Edoardo Guarnera, Totò lo scrisse per lui. No, ma è depositato alla SIAE, cioè c'è scritto sullo spartito Sì, la che cantata invece solo Edoardo è Guarnera. per chi è stato... Ma c'è chi dice per la moglie. No, c'è chi dice è ufficiale, sta proprio sullo ufficiale, spartito, cioè? è stato scritto per la moglie. Per la moglie. Perché loro allora, di comune accordo confermo. avevano deciso di vivere insieme pur essendo separati. Invece lei non riuscì a sopportare i continui detrimenti del grande Totò e se ne andò con un altro. Se avesse fatta una che hai fatta a me, no? Ti avesse fatta una faccia tanto. Ma un po' di Totò? Un saluto alla Totò? Per me come dice Petitridina, ma poi lei era bella l'accoppiata con il grande Edoardo. Tu devi sapere che questo è per questo Edoardo. È una cosa meravigliosa, la canzone. Anche stiamo scherzando. Edoardo Guarnera! Edoardo Guarnera, ma la Grazie. femmina! Si avesse fatta nata quello che hai fatto a me, sto modo avesse acciso e ho cosa perché in coppa sta terra non c'è sta per onesto come me femmina cucina la femmina e storni hai fatto piangere lacrime in cavità The Voice, Edoardo Guarnera, grande, grande, l'acuto prende sempre. Santa Voz! Ascoltami bene,
sei un fottuto tenore, ok? Grazie Edoardo. Allora, cosa fanno di solito due consuoceri assieme? Vanno, litigano oppure Due vanno a consuoceri mangiare litigano. la pizza. Invece in questo caso un certo Nicolardi e un certo E. Ammario, non so se ti so, E. Ammario. scrissero una canzone perché Nicolardi era il direttore di un ospedale, il direttore sanitario di un ospedale, e siccome in quel periodo nascevano tanti bambini di colore nel dopoguerra, e gli venne, guarda, senti, sono preparatissimi, Ma si dopo misero guerra- insieme, No, lui è del primo guerra. i due consuoceri, e scrissero questa canzone che si chiama Tammurriata Nera. Capito? Grazie Guerra! Vogliamo? Eccola! Grazie, Ma Guerra. guarda, adesso il binocolo parte! Adesso parte Buonasera. il binocolo! G come guerra, e tutti giù per terra. No, non va Sembra bene. napoletano. E in questo caso... Giù come a guerra. Senti Guerra, Lino. Tamburriata Nera, qui devono, adesso questi qua devono proprio saltare dalle sedie. Sì, la bravissimo. canzone merita... Con Tamburriata Nera, ragazzi, vi ho trattati, ragazzi, con Tamburriata Nera dovete veramente divertirvi. Grazie a a pazzi. Guerra non è sola, Via! il corpo di E ballo tenere con il lei. ritmo con le mani, così lo diciamo a tutti. Vi voglio, Tamburriata Nera! aspetta, io li voglio tutti in piedi, con le mani, in piedi. In piedi con le mani. Con le mani... Ma che Le è una mani, rapina? le mani a terra e i piedi in aria. Ecco, tutti in piedi Dobbiamo a essere ballare e acrobati. a cantare Tamburriata Nera. Forza, tutti, anche Guarda, qui a guarda, destra. guarda. Che avete fatto voi Che lì? siete pensionata qua. E adesso piano piano si scalderanno con la Forza, canzone tutti i quando piedi, inizia. forza! Tamburriata Nera, è un momento di gioia, signora, su con le mani! Yam Yam, siamo pronti? Tamburriata Nera, grazie Guerra! Grazie Guerra, grazie ad esistere Guerra, vai che Guerra! Tutti insieme, vai! Chi non capisce che vada, che succede, è che la casa vera non si crede, non si crede. È nata una creatura, è nata nera, chiamamo gira, e sì signore, chiama gira. Se gira e vota, se vota gira, se cado chiama cicciantone, cado chiama Peppo gira, chi lo fa è nira, 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 come che sulle mani, su, su, se, o conto ne comare, chi sta a fare, si fatta non so rara, se ne contano a migliaia. E vota basta solo una guardata, e la femmina è restata sotto a botta impressionata. Se una guardata, se una impressione, se quattro anni voglio stare, che ha cogliuto buono dire, chi lo fa è nira, 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 come che, sulle mani, Aritto parolana, e me parlamma, perché si arragionamma, che sto fatto ci spiegamma. A tu pastino grana, o grana cresce, riesce o non riesce, sempre è grana che la cresce. Me, dilla a mamma, me, dilla pure a me, che tu chiama cicciantone, che tu chiama Peppo gira, chi lo fa è nira, 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 come che se gira e vota, se vota e gira, se che tu chiama cicciantone, che tu chiama Peppo gira, chi lo fa è nira, 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 come che sulle mani su, così vai, insieme a preghiera fanno amore che marrucchine, marrucchine si vottano le lanze e signorine che panzanate, American Express, l'amore che paga i prezzi, si no ve Napolis, mette in mano a Robois,
pazza, tanta panza mia era vacante. Se non ero contrabbandi, mo già stevo campusando. E Don Ciccio è uscito pazzo, siamo nude matarazza. E moglie era per dispietta, lascia patevi la pietta. E allora l'ha vissuta sulle mani. E visto che mamma, allora l'ha vissuta. Hey, se gira il voto, se vota gira, se caduiamo cicciantone, caduiamo per concire. Chi lo fa nira, 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 come che se gira il voto, se vota gira, se caduiamo cicciantone, caduiamo per concire. Chi lo fa nira, 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 come che Grazie. Grazie a Guerra. Ma guarda che belli che sono. Posso avere un applauso grande per questi ragazzi? Bravissimi. Giovanni Ragone Gallotta, Vanessa Palombo per queste coreografie. Grazie. E un applauso al grazie. pubblico Al pubblico, certo. che è rimasto in piedi per voi. Grandi, Grazie di cuore. Ciao. Ciao Guerra, sei la Guerra. Ciao. Grazie, cioè diventa uno grazie, scioglimento. grazie Guerra, grazie. Gianni Turco realizzò per lui uno speciale che si chiamava Antonelli and Friends e da lì poi nacque Mille Voci. Eccolo, lo vedo, Riccardo Antonelli! Riccardo e Antonelli Il insieme. colpevole! Due insieme, Riccardo e Antonelli. Bene. Buonasera. Anche Riccardo mi ha baciato la mano, ma perché anche Riccardo fa questo genere, capito? Con questo, Un baciamano, ho capito, dai. Lui è considerato il vero erede di Claudio Villa, ha delle foto con Claudio stupende, molto guarda, i fan sanno tutto. Grazie. Quindi che ci canta? La canzone che ci fa ascoltare è del 1950, la scritta Bonagure e Benedetto, Surriento dell'innamorata, Riccardo Antonelli. L'oggi s'orienta, torna in so specchio sto mare. Una gran signora da senturetta me pare. Aria s'orienta, a tu trovai sto colore. Chi la pittò, cade veneta pitta. Soriento di innamorare. Te saggia per braccia abbracciate con la felicità. Te sonne nublate d'argento, te di notte basate a felicità. Mare s'orienta a tu trovai sto colore. No brigantina caglieva l'India caeta. C'era s'orienta a tu trovai sto colore. Chi la vitò cade veneta pitta. Soriento di innamorare. Te saggia per braccia abbracciate con la felicità. Te sonne nublate d'argento,
Grande, E con Riccardo, grazie Riccardo, Grazie, finisce questo primo appuntamento della prima edizione di Mille Voci Napoletane. E vi diamo appuntamento al secondo appuntamento. No. Fammi salutare salutiamo prima. quelli che ci ascoltano da New York. Salutiamo New York. Radio 1 New York e Tino Maiolo, scusatemi, che è stato qualche... Facciamogli un applauso. Ringrazio anche Bruno Iorillo che ci ha ospitato in questo teatro meraviglioso. Grazie Bellissimo a voi teatro. per essere stati qui con noi. Grazie a voi da casa e ci vediamo presto per un prossimo appuntamento. E grazie anche a loro in prima fila. Grazie, certo. Amano molto uno spettacolo in genere loro. Ciao, Grazie, alla prossima. Lino. Grazie a Joe. Buonanotte a tutti.